Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. A Messina, il giorno dopo la morte della neonata precipitata con la madre dal balcone di casa, ci si interroga sulle motivazioni del gesto. La psicologa: non sottovalutare i primi sintomi del disagio, mancano le strutture pubbliche per l'assistenza. Il femminicidio di Sara Campanella. Stefano Argentino avrebbe progettato il gesto dal 2024. La Procura di Messina inserisce nell'imputazione l'aggravante della premeditazione. Prima udienza il 10 settembre. Città metropolitana e Tribunale di Catania tra i nuovi firmatari del protocollo contro la violenza di genere. Passo avanti dunque per le donne, sostenuto dall'associazione Tamaia. Emergenza sicurezza sugli autobus a Catania. Il presidente di AMTS: abbiamo una vigilanza non armata per tutelare personale e passeggeri. Ho consegnato 10.000 euro a Sciacchitano. Con la confessione di un imprenditore si aggiunge un tassello nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Palermo sull'ultimo scandalo nella sanità. Seconda notte in tenda per i genitori dei piccoli pazienti del CCPM di Taormina che lottano per scongiurare la chiusura del reparto. Intanto l'ASP di Messina si dichiara pronta a dare continuità al suo impegno finanziario per il centro di eccellenza. Niente cellulari e tanta volontà di farcela. Con queste premesse gli studenti sono pronti ad affrontare gli esami di maturità. Domani prima prova in tutti gli istituti. Calcio, contratto biennale per Inzaghi, da oggi Super Pippo è il nuovo allenatore del Palermo. In Serie C il Catania riparte da Pastore, da ieri nuovo DS. Bentrovati a Messina, il giorno dopo la morte della neonata precipitata con la sua mamma dal balcone. La psicologa su questo fatto: non sottovalutare, dice, i primi sintomi di una eventuale depressione postpartum. Mancano però purtroppo le strutture pubbliche di assistenza. Giusy Lazzara. Volate nel vuoto abbracciate. Ieri mattina madre e figlia di 3 mesi sono precipitate dal balcone del primo piano di questa palazzina, nel rione Santa Lucia sopra Contesse a Messina. Disperata la corsa in ospedale per la neonata, che è morta mentre i medici cercavano di stabilizzarla prima di operarla. La madre adesso ricoverata nel reparto di neurochirurgia del Policlinico e non è in pericolo di vita. Il padre, un operaio, non era con loro. Avvertito dalle forze dell'ordine è scappato in ospedale immediatamente. Il gesto sembra essere volontario e potrebbe essere legato alla depressione postpartum. Un supporto psicologico è necessario in questi casi, lo ribadisce la psicoterapeuta Paola Vitale, che lavora negli asili e segue le neomamme. Invito tutte le neomamme e chi sta loro accanto a non minimizzare i primi segnali di disagio e a riconoscerli e saper chiedere aiuto. Questo non significa fallire come genitori, ma prendersi cura di sé e del proprio bambino. Adesso al dolore si aggiunge l'urgenza di capire perché e come si può intervenire in tempo per evitare le tragedie. Servono più consultori, serve potenziare i servizi pubblici di salute mentale perinatale per garantire un supporto psicologico che sia pubblico. La scia nera degli infanticidi ci porta a Mister Bianco nel Catanese, dove il 30 aprile una mamma lancia dal balcone la figlia di 7 mesi dal secondo piano della sua abitazione. La donna soffriva già di patologie psichiatriche aggravate dalla gravidanza. Adesso torniamo al femminicidio di Sara Campanella. Per la Procura di Messina era un progetto che poi Stefano Argentino ha portato a compimento praticamente un anno dopo, da quando aveva cominciato a ideare questo gesto estremo. Sentiamo il servizio di Francesco Triolo. È stata fissata per il prossimo 10 settembre l'udienza per il giudizio immediato per Stefano Argentino, reo confesso dell'omicidio a Messina di Sara Campanella. La procura contesta le aggravanti dell'aver agito per motivi abietti e futili, la crudeltà e la premeditazione.
E sta proprio qui la novità più clamorosa dell'inchiesta sul femminicidio della giovane studentessa universitaria di Misilmeri uccisa lo scorso 31 marzo. Nelle ultime righe del capo di imputazione per il 27enne Inoto c'è scritto: avendo l'argentino maturato il proposito omicidiario sin dall'ottobre 2024, la procura di Messina diretta da Antonio D'Amato ritiene di aver raccolto un quadro probatorio talmente solido e avvalorato dalle prove che ha chiesto il giudizio immediato saltando l'udienza preliminare e andando direttamente a processo con l'aggravante della premeditazione insieme ai motivi abietti e futili e alla crudeltà. È probabile quindi che nel corso delle indagini seguite dal procuratore aggiunto Marco Colamonici e dalla sostituta Alice Pariarò, i carabinieri del colonnello Lucio Arcidiacono abbiano estrapolato dai telefoni cellulari e soprattutto dai computer sequestrati ad Argentino tra Messina e Noto dei dati dai quali sono emersi elementi inequivocabili del progetto che il giovane covava da tempo, con tracce che i magistrati hanno reputato siano talmente gravi da inserire l'aggravante della premeditazione. L'avvocato Giuseppe Cultrera, che difende Argentino, attende intanto di visionare gli atti in possesso della procura, fermo restando la decisione di richiedere la perizia psichiatrica. A Catania la polizia ha arrestato un 20enne egiziano che da mesi perseguitava l'ex fidanzata, ripetutamente aggredita e minacciata. L'ultima volta impugnava un coltello colto in flagranza e accusato di atti persecutori. A Catania, città metropolitana e tribunale ordinario sono tra i nuovi firmatari del protocollo contro la violenza di genere. Luca Ciliberti. Sta succedendo quello che succede da sempre, solo che adesso se ne parla ed è un fenomeno che sta emergendo, sempre nei limiti, perché ricordiamoci che circa il 60% delle donne che subisce violenza non lo dice a nessuno, non lo racconta a nessuno. Oggi siamo qui per rinnovare un protocollo che non è lettera morta, non lo è mai stato. Lavoriamo su vari livelli per sostenere le donne, per fare in modo che tutti gli operatori e le operatrici della rete antiviolenza abbiano una formazione specifica, accolgano le donne in maniera priva di stereotipi e pregiudizi, perché siamo tutti intrisi di cultura patriarcale che ci fa giustificare e non riconoscere la violenza. Il protocollo che istituisce e guida la rete antiviolenza etnea quest'anno si arricchisce di 2 presenze istituzionali, come dimostra l'ingresso della città metropolitana di Catania e del tribunale ordinario, ufficializzato in contemporanea alla firma del rinnovo, arrivato a conclusione di un lungo lavoro sinergico tra l'associazione Tamaia, Onlus, ente capofila e oltre 20 istituzioni territoriali che stamattina hanno sottoscritto il documento a Palazzo Minoriti a Catania. Anche quest'ultime leggi, il codice rosso e quant'altro, l'Italia ha un impianto legislativo sul tema molto robusto, forse tra i più robusti in Europa, però i dati ci dicono che questo non basta. La violenza maschile sulle donne è un fenomeno culturale, strutturale, non securitario, non è emergenza. Le attività previste dal protocollo sono numerose, ciascun organismo si impegna con azioni di propria competenza allo scopo di integrare i servizi con quelli degli altri enti e su impulso e coordinamento di Tamaia a raccogliere e condividere dati sul fenomeno della violenza di genere, partecipando alla ricerca di informazioni sul tema. Ancora violenza. Nel Palermitano un 29enne ha tentato una rapina in un ufficio postale a San Nicola l'Arena. Tutto è nato dal cattivo funzionamento del bancomat. Sentiamo Marco Gullà. Una scia di violenza senza fine, armi, aggressioni, rapine sono ormai il paradigma della quotidianità a Palermo e in provincia, come a San Nicola l'Arena. Un giovane di 29 anni è stato arrestato per tentata rapina aggravata in un ufficio postale. Il tutto è nato dal malfunzionamento del banco posta dell'istituto. Il giovane si era lamentato di non essere riuscito a prelevare. Dopo un colloquio con la direttrice è andato via, ma è tornato pochi minuti più tardi armato con un coltello, minacciando la donna e intimandole di consegnargli del denaro. Avvisati i carabinieri, l'uomo è fuggito ma è stato arrestato subito dopo. Da una discussione verbale il 29enne ha deciso di tentare la rapina armato di coltello, un passaggio assolutamente angosciante, anche perché non ci si preoccupa neanche più della gravità del gesto. Un episodio che si aggiunge all'ormai rosario di violenza che sfocia in aggressioni con armi e poi le spaccate, una media allarmante, l'ultima a Palermo questa notte. I ladri
ladri hanno mandato in frantumi la vetrata di questa agenzia immobiliare in via Catania, danni su danni, raid su raid, armi facili da reperire, città che al tramonto diventa un ring, soprattutto nel centro storico, con risse e aggressioni all'ordine del giorno. La violenza copertina di un territorio che ancora è decisamente troppo insicuro. Ed emergenza sicurezza anche a Catania, in particolare ci occupiamo dopo gli ultimi fatti anche degli autobus cittadini di AMTS. Tonino De Mana per noi ha sentito il presidente appunto di AMTS. Troppi coltelli in giro, troppi sassi contro i mezzi pubblici, troppe aggressioni. È un'escalation di violenza che fa riflettere e che richiede interventi immediati. L'accoltellamento di un ragazzo catanese da parte di un colombiano sul bus AMT a Montepo è solo l'ultimo di una serie di episodi che preoccupano gli operatori del servizio pubblico locale. Grazie alla prontezza del conducente che ha girato la segnalazione alla linea d'emergenza, l'uomo è stato intercettato ed arrestato. Sul bus aveva nascosto il coltello ancora sporco di sangue. È stato un ennesimo episodio di violenza sugli autobus. Fortunatamente il nostro dipendente è riuscito con grande calma a gestire la situazione, ha riportato la calma, la tutela nei confronti degli utenti e quindi poi è stato scongiurato il peggio. Ha tenuto i nervi saldi, ma quanto è difficile fare l'autista su un mezzo pubblico, specie la sera? È molto difficile, l'amministrazione, il consiglio di amministrazione è sempre molto preoccupata per quanto riguarda la salvaguardia degli autisti, dei mezzi e anche ovviamente degli utenti. Da Montepo a Librino, dove esiste da tempo un'altra emergenza, quella delle sassaiole contro i bus in transito. E sono stati accorciati gli orari proprio per far fronte a questi continui sassaiuole oppure altri atti intimidatori nei confronti degli autisti. Sul fronte della sicurezza dei vostri dipendenti sull'autobus, voi cosa fate? È stata sempre attivata una vigilanza non armata che va a tutelare i dipendenti ma anche ovviamente gli utenti. In tema di violenza non c'è differenza tra centro e periferia. Si riscontrano di questi problemi di aggressione in tutte le parti della città, non è un problema solo limitato a alcuni quartieri, devo dire. Da tempo i sindacati di categoria invocano sicurezza per tutelare lavoratori e passeggeri. Il sottosegretario Mantovano e il commissario siciliano oggi a Catania per rilanciare gli interventi da realizzare nel quartiere San Cristoforo con i soldi del decreto Caivano. Luca Ciliberti. Il governo ribadisce l'attenzione su San Cristoforo, operazioni mirate di riqualificazione del quartiere popolare, spesso il centro delle cronache per gli episodi di microcriminalità. A Catania arrivano il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il commissario straordinario di governo Fabio Ciciliano, che in municipio incontrano il sindaco e la giunta per fare il punto sui lavori, che impatteranno per oltre 20 milioni di euro recuperati con il cosiddetto decreto Caivano. Le periferie spesso non sono solo dei luoghi fisici, sono anche dei luoghi esistenziali. L'importante è individuarle come tali e io sono certo che, come già è avvenuto a Caivano, si parte con un progetto importante e poi, grazie all'impulso dei vari ministri e soprattutto nel raccordo con gli enti territoriali, arriva dell'altro. Interventi start-up secondo la visione del governo che dovrebbero restituire un senso di riscatto al quartiere. Se ci si aspetta che attraverso queste attività di riqualificazione si trasformino questi quartieri in paradisi terrestri, ovviamente non è l'obiettivo, non è mai stato l'obiettivo e non sarà mai l'obiettivo. Quello che però è necessario fare è cominciare a dare uno start-up, cioè un inizio di una nuova visione. 5 gli interventi iniziali individuati come prioritari rispetto alla lunga lista presentata dal sindaco Trantino lo scorso marzo di concerto con le associazioni. Si tratta della riqualificazione delle piazze Don Puglisi e Santa Maria delle Salette, lo spostamento della scuola Dusmet Doria nell'ex conceria di Via Playa, la realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti e il nuovo percorso turistico di Via Playa. Blitz antidroga dei carabinieri di Siracusa in un appartamento di via Privitera. La casa era monitorata da un sofisticato impianto di videosorveglianza e l'accesso dai piani bassi interdetto da una serie di grate in ferro. Durante l'intervento è stato sorpreso e arrestato un ventenne mentre cedeva droga a un pregiudicato 51enne. Nel corso della perquisizione sono state trovate cocaina e marijuana, oltre a 450 euro all'impianto di videosorveglianza installato a protezione della piazza di spaccio.
E adesso c'è un nuovo tassello nell'ultima inchiesta sulla sanità, nell'ultimo scandalo tra sanità e mazzette, appunto in Sicilia. C'è l'ammissione di un imprenditore. Ho consegnato, ha detto, 10.000 euro a Ninni Sciacchitano. Il servizio è di Marco Gullà. Sì, ho pagato una tangente di 10.000 euro. È la missione fatta davanti ai giudici da Umberto Maggio, titolare della Pacifico SRL e tra i 14 indagati nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Palermo che venerdì ha scosso il mondo della sanità, in particolare nelle province di Trapani, Caltanissetta e appunto Palermo. Un passaggio di denaro destinato, secondo quanto riferito, a Ninni Sciacchitano, 65 anni di Corleone, considerato dagli inquirenti il regista occulto di un collaudato sistema di manipolazione di gare nella sanità, con un valore complessivo stimato in oltre 130 milioni di euro. Maggio ha riconosciuto le accuse mosse a suo carico, dichiarando di aver consegnato i soldi in contanti a Sciacchitano in cambio di documentazione riservata relativa a una gara bandita dall'ANAS Civico di Cristina Benfratelli di Palermo per la sterilizzazione e il noleggio di strumenti chirurgici. Un tassello che a questo punto inchioda ulteriormente il commercialista Sciacchitano agli arresti domiciliari da venerdì scorso. Adesso andiamo a Taormina, al centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo. È passata la seconda notte in tenda per i genitori dei piccoli pazienti. Lottano strenuamente per scongiurare e soprattutto per avere maggiori certezze sul futuro del centro di eccellenza. Scongiurare, come dicevamo, la chiusura, mentre l'ASP di Messina tende una mano. Sentiamo Francesco Triola. Sono esattamente le 2:05, ma è difficile dormire in tenda. Purtroppo è quello che ci costringono a fare. Buonanotte, Presidente Schifani. Almeno lei che può dormire tranquillamente. È trascorsa la seconda notte in tenda per i genitori e piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Si stanno alternando tutti per mantenere il presidio di protesta in attesa di avere chiarezza sul futuro del centro. La proroga, l'ultima concessa, scadrà il 31 luglio. Ancora nella regione e nel ministero hanno dato risposte per il mantenimento all'ospedale San Vincenzo. Così si diffondono le voci più varie, dal trasferimento al Policlinico di Catania allo spostamento a Messina tra Policlinico e ospedale Paparto. Di certo in questo momento c'è l'impegno dell'ASP di Messina, che ha garantito la copertura finanziaria sino al 31 dicembre, oltre alla data di scadenza della proroga. Questo noi intendiamo ripeterlo, ovviamente qualora inserirlo strutturalmente nel nostro bilancio, qualora il centro rimanesse. Domani è prevista una commissione sanità all'ARS proprio sul caso del CCPM, convocata su richiesta della CISL di Messina con la presenza dell'ASP. Intanto però il comitato dei genitori continua la sua protesta, che viaggia anche sui social. La pagina Facebook dei guerrieri del CCPM è aggiornata continuamente ed è partita una petizione che ha già superato le 7.000 firme, con l'obiettivo di arrivare a 75.000 per far capire come questo reparto serva per tutti i piccoli e grandi pazienti siciliani e non solo. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi ritorneremo parlando dei dissalatori mobili arrivati in Sicilia. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. 3 nuovi dissalatori mobili, un investimento da 100 milioni di euro e una strategia pubblico-privata per affrontare l'emergenza idrica in Sicilia. Porto Empedocle, Gela e Trapani si preparano dunque a produrre acqua potabile direttamente dal mare. Sentiamo Gerry Italia. Con la stagione calda già arrivata, quella che si sta giocando in Sicilia è una corsa contro il tempo e contro la sete, ma stavolta arriva un segnale concreto. I 3 dissalatori mobili destinati a Porto Empedocle, Gela e Trapani sono realtà. Realizzati in soli 120 giorni grazie alla collaborazione tra Regione Siciliana, il Commissario per la crisi idrica, i colossi Siciliacque e Acciona Agua, gli impianti sono già in fase di consegna. 18 container sono già giunti nei primi 2 siti, mentre Trapani riceverà i suoi moduli domani. La produzione attesa: 96 litri d'acqua potabile al secondo ciascuno, grazie a tecnologie
tecnologie di osmosi inversa e filtri di ultima generazione. Un progetto da 100 milioni di euro che non si ferma alla consegna dei macchinari. Sono in corso i lavori per le condotte e i collegamenti a terra e a mare. A coordinare il tutto il commissario straordinario dell'acqua. Intanto però il passato continua a presentare il conto. La Regione ha versato proprio in questi giorni l'ultima rata da oltre 10 milioni di euro alla società Sace che rilevò il credito da Eni, chiudendo una lunga e costosa vicenda, quella del vecchio dissalatore di Gela gestito dalla raffineria, dismesso da anni. Dal 2015 a oggi oltre 105 i milioni pagati per un impianto di fatto fermo dal 2012. Oggi però si volta pagina, almeno nelle intenzioni, e con questi nuovi impianti mobili la Sicilia prova finalmente a trasformare la crisi idrica in un'opportunità di svolta. Ci siamo, domani prenderanno il via gli esami di maturità 2025, gli studenti sono alle prese con lo studio, con i riti scaramantici e certamente con l'unica arma a disposizione, lo studio, la competenza, un pizzico di buona volontà di farcela, rigorosamente senza i cellulari in classe, come ovviamente recita la nuova circolare. Il nostro servizio è di Desiree Ferlito. Niente più cellulare in classe anche al liceo. L'ufficialità nella circolare diffusa ieri dal Ministero dell'Istruzione. Il contenuto è chiaro. No agli smartphone né durante la lezione né in generale nell'intero orario scolastico. Secondo me è sbagliato non portarli a scuola perché magari ci sono delle attività che vengono fatte anche tramite cellulari, anche grazie all'intelligenza artificiale. Togliere definitivamente i cellulari secondo me è sbagliato perché comunque è utile portarli. Definitivamente no, secondo me. Io credo che nel 2025 ormai dobbiamo adattarci alla presenza della tecnologia. Vediamo come il cellulare comunque ci permette di trovare informazioni che magari possiamo trovare in vari libri eccetera, solo che rende il tutto più rapido e intuitivo. E a proposito di studenti senza cellulari, non potranno certamente contare sul loro aiuto gli oltre 500.000 studenti che domani saranno impegnati con la prima prova scritta degli esami di maturità. Ed a questo punto che entra in campo la scaramanzia, i portafortuna, i fioretti, le preghiere o meglio ancora un santo in paradiso. Un santino di una persona. Il santino era messo nella tasca dietro e quindi ogni tanto lo toccavo e tipo pensavo a mia mamma e a Santa Rita, che è la santa dei casi impossibili, e secondo mia mamma era un caso impossibile. Preghiere come siamo messi? Per i prossimi 10 giorni andrò avanti di preghiere. Preghiere tante, soprattutto prima dell'esame orale. Un compagno portafortuna. Il mio compagno di banco, che è stato anche il mio compagno di banco agli iscritti, che devo dire mi ha aiutato moltissimo. Ancora lo ringrazio quando lo vedo. E così bene il 36% degli studenti, più di 1 su 3, si presenterà nei giorni delle prove con indosso un accessorio o un capo di abbigliamento ritenuto portafortuna, o l'amico che porta bene e che casualmente è sempre il più bravo della classe. Stessa spiaggia, stesso mare, ma anche gli stessi pericoli oggi a Sicilia 24 Focus. Parleremo di estate in sicurezza con Lorena Dolci, Vincenzo Malfitana della FIN, la federazione che forma i bagnini, e ancora Vito D'Amico che addestra i cani da salvataggio, e Ignazio Ragusa del sindacato balneari. Con il medico rianimatore Giuseppe Ferlazzo si parlerà poi dell'ossessione delle madri italiane, non fare il bagno dopo pranzo. Mito o scienza? L'appuntamento per sapere tutto su questo argomento alle 14.30 su Telecolor e in streaming su siciliaweb.it. I vostri messaggi possono arrivare al 342 7455 005. Adesso una pausa e poi ci occupiamo di calcio perché Pippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo. Siamo al calcio, Pippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo, il servizio. Dopo aver conquistato la Serie A con il Pisa, Pippo Inzaghi riparte da Palermo. Il club rosanero ha ufficializzato l'ingaggio dell'allenatore che ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo. Ad accompagnarlo nell'avventura siciliana sarà il suo staff di fiducia. L'arrivo di Super Pippo era atteso da giorni ed arriva al momento giusto. Ho giocato per una vita sulla linea del fuorigioco, aspettando il momento giusto per scattare verso la porta. Ho vinto molto. Ho sofferto molto.
Ha vinto tanto, ha sofferto tanto, ha vissuto sempre sul filo dei centimetri ed ora vuole continuare a vincere a Palermo. Ma ogni cosa che ho fatto l'ho fatta al momento giusto. E anche questa. Intanto il DS Osti lavora per costruire la squadra che dovrà dare l'assalto alla Serie A, facendo tesoro dei blackout che hanno condizionato il rendimento dello scorso campionato. Nel taccuino tanti nomi, nella testa tante idee. In Serie C settimana importante per il Catania, che dopo aver salutato il DS Faggiano si affida ad Ivano Pastore, che sta lavorando per discutere e trattare alcune situazioni legate ai riscatti. Una su tutti quella di Cianci, che non verrà riscattato dalla Ternana. Il telegiornale è finito, prossimo appuntamento alle 19. Vi lascio adesso con Lorena Dolce e il nostro Sicilia 24 Focus. A tutti un buon pomeriggio.